Facciamo qualcosa... Ha una tavola del 600 questa. Una tavola del 1600. Ma infatti c'è già un bel suono. Allora, questo è il signor Vittorio. C'è un bel suono. Come va? Il nostro è un artigianato artistico che si differenzia dall'artigianato in generale. L'artigiano è chi costruisce qualcosa con le proprie mani, fedele alla tradizione, sa scegliere un prodotto che riscuote acquirenti, che piace. Poi nel nostro settore abbiamo anche il suono, che non è da sottovalutare l'importanza di fare degli strumenti che abbiano anche un suono buono per poter offrirli a musicisti. Quando lavora, lei come si sente? Bene, non guardo mai l'orologio. È una cosa molto importante, quando uno deve fare un lavoro si deve cercare un lavoro che non guarda l'orologio, perché quando uno lavora e guarda l'orologio, questo è un lavoro che non va bene. La sua più grande soddisfazione? Beh, aver avuto trasmettere ai miei 3 figli il mio mestiere. La più importante commessa? Ho venduto un violoncello in Giappone e questo mi ha mandato un'email e mi ha detto il suo violoncello mi dà la forza di vivere. E questa è stata una grande soddisfazione.